principali oggi. Senta, dottore, i pazienti che ci arrivano sono questi. Di chi avete bisogno in particolare? Ma al di là del disastro, la cosa che dà più conforto è vedere, comunque io lo vedo con i miei operatori, i miei tecnici, i miei amministrativi, i miei colleghi che lavorano senza mai tirarsi indietro, col sorriso sulle labbra, mai stanchi. C'è una cosa di francamente commovente. Milano, marzo 2020. Nel mondo c'è una pandemia, un virus che sta uccidendo migliaia di persone. È una specie di guerra, non andrebbe chiamata così, ma non abbiamo altre parole, con in prima linea medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Gli altri, tutti noi, restiamo a casa. Un po' di tempo fa con Chiara D'Ambros avevamo cominciato a raccogliere materiale su questa strana macchina, il Servizio Sanitario Nazionale, che ti cura e non vuole soldi. Perché 8 anni fa io ho avuto un tumore, avevo paura di morire, la stessa paura che mi è tornata adesso e che credo abbiano in molti in giro per il mondo. Io sono stato curato, sono guarito, sto bene. Io volevo solo dimenticare. Invece Chiara mi ha convinto a raccontare per cercare di capire il valore profondo del Servizio Sanitario Nazionale. Perché ha curato me e adesso sta curando tutti, sempre gratuitamente? E allora, prima di questa enorme emergenza sanitaria, quando ancora si poteva uscire di casa, ero tornato all'Istituto dei Tumori, a trovare l'oncologa che si era occupata di me, Laura Locati. Dottoressa, buongiorno. Due cose, Buongiorno, grazie Ciri. di avermi curato e mi racconta com'è che mi ha curato? Lei è venuto qua in istituto, in un ambulatorio multidisciplinare, dove ha trovato un radioterapista, un chirurgo e un oncologo medico, e le è stato impostato un programma di cura, che nel suo caso era un programma di chemioradioterapia. Uno non ci pensa, io sono stato curato bene, sono qui e non ho pagato nulla. Allora sono andato a riguardare, ho ottenuto alcuni documenti e tomoscintografia globale corporea PET, importo 1.081,86 € e io non ho pagato nulla, ma neanche una lira, perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale. Perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale, sì. Ero andato anche dalla dottoressa Orlandi, che mi aveva fatto la radioterapia, un numero infinito di sedute. Ne avevo approfittato per dirle della mia gratitudine. Non lo avevo fatto prima, sono un paziente maschio, ho un accesso limitato alle emozioni. Se avessi delle emozioni normali non mi sarebbe neanche venuto un tumore, no. Io stavo qua. Stavi qua, è un momento non sempre facile per il paziente questo. Tu mi avevi letto il consenso informato molto velocemente perché avevo capito che era meglio. Durante la malattia ero smarrito. Una volta uscendo dall'istituto dei tumori mi sono perso, non ritrovavo la strada di casa e io abito a 800 metri dall'istituto. Poi ho cominciato a trovare dei punti di ancoraggio, di contatto, nella dottoressa Locati, nella dottoressa Orlandi e negli altri che mi stavano curando. Mi sembrava che fossero loro la cosa più importante. Adesso, con l'emergenza Covid, ci è chiaro che l'anima del Servizio Sanitario Nazionale sono loro, le persone che curano. Devo dire che sono convinto che la ragione di fondo per cui l'Italia a un certo punto è stata addirittura il secondo paese al mondo come qualità del servizio sanitario è stato dovuto alla grande capacità professionale, dedizione e umanità dei medici e degli infermieri italiani, anzi direi degli infermieri e dei medici italiani. Il capitale umano è quello. Il capitale umano per fortuna in questo paese c'è ancora. E allora eravamo andati a cercare, a incontrare alcuni pezzi di questo capitale umano. 118, buonasera. No, non si muove. Dove siamo, dottor Menarini? Siamo nella centrale operativa 118 Romagna, che è la centrale del 118 che coordina tutti gli interventi di soccorso territoriale dell'area della Romagna. E se c'è una criticità molto alta, un codice rosso, viene inviato il primo mezzo di soccorso, che è un mezzo per noi infermieristico su questo territorio, l'elicottero di soccorso. Quanto costa a me, cittadino italiano, che usufruisco del Servizio Sanitario Nazionale? Io non pago nulla. Non paga nulla, no, diciamo che sicuramente se ragioniamo in termini di elisoccorso, il costo di un elisoccorso per una regione come la nostra è fra i 3,5 € e i 4 €, che
costo ragionevolissimo. All'anno? All'anno. Cioè lei viene a prendermi e tutto questo costa 3,5 euro all'anno? Sì. Il Servizio Sanitario Nazionale c'è nelle emergenze drammatiche e ce ne stiamo accorgendo adesso. E c'è per le malattie di tutti i giorni, per quelle che durano tutta la vita, c'è per i trapianti e per le fragilità della vecchiaia. Il Servizio Sanitario Nazionale c'è da quando veniamo al mondo. Barbara, buongiorno. Tu fai l'ostetrica in un punto nascita a Valdagno, in provincia di Vicenza, Veneto, Italia. Hai appena smontato da notte. Com'è andata la notte? La notte è andata bene, abbiamo avuto anche il piacere di assistere alla nascita di una bambina. Barbara, raccontaci un pezzetto di un parto nel Servizio Sanitario Nazionale che per qualche motivo ti ha colpito. Guarda, c'è stata una volta una coppia di giovani ragazzi che hanno avuto una precedente esperienza che non è andata a buon fine e si sono presentati con il travaglio del secondo figlio e vedere alla nascita questo bambino e la complicità fra mamma e papà, questa coppia, in un pianto liberatorio ha commosso tutti noi. Perché a volte, spesso la vita di tutti noi finisce in un ospedale del Servizio Sanitario Nazionale e spessissimo comincia tutto in un... Certo, inizia e purtroppo finisce lì. Questo è il centro di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, che è un pezzo anche dell'Università di Padova, si chiama Vincenzo Gallucci. Vincenzo Gallucci è il signore che nell'85 fa il primo trapianto di cuore in Italia. A lui è dedicato il centro che oggi ho l'onore di dirigere. Quante persone ci sono dentro questo gruppo di eccellenza? Beh, se mettiamo insieme personale medico, personale tecnico, personale infermieristico e anestesisti, all'interno di questo gruppo ci sono più di 250 persone. Tutti quanti noi che veniamo ricoverati in ospedale, nel momento in cui siamo l'anello più debole della società, dobbiamo essere tutelati e quelle persone, infermieri, medici, tecnici, sono quelli che ci tutelano in quel momento, sono quelli che si prendono cura di noi in quel momento. Qualche tempo fa voi avete inserito un cuore artificiale in un ragazzino che si chiama Michele, che aveva già avuto un trapianto di cuore. L'unica possibilità per lui di sopravvivere all'impianto di un cuore artificiale. Sono stato contattato dai genitori perché sapevano che a Padova avevamo esperienza all'impianto di cuore artificiale, quindi l'abbiamo appunto trattato impiantando il cuore artificiale. Tutte le cose hanno un valore, professor Gerosa. Quanto è costato, quanto in termini monetari, quello che è stato fatto a Michele? Allora, non è costato nulla alla famiglia, perché naturalmente il sistema universalistico nazionale, questo sistema sanitario nazionale è un sistema dal mio punto di vista incredibile, nel senso che fornisce a tutti i cittadini, indipendentemente dalla localizzazione geografica, le terapie del quale quel cittadino ha assoluto bisogno gratuitamente. Se vogliamo invece quantificarlo per quanto è costato ai taxpayers, alla collettività, parliamo di qualche centinaio di migliaia di euro, questo sicuramente. Eravamo andati anche da Ilaria. Ilaria voleva fare l'infermiera fin da quando era bambina. Lo ha fatto in pronto soccorso e in rianimazione, poi è andata in Africa e poi è tornata in Veneto. Lavora con gli anziani in una RSA, uno dei posti più colpiti dalla tragedia che stiamo vivendo. Cosa vuol dire fare l'infermiera in una casa di riposo? Vuol dire entrare in contatto con la vita in un senso estremamente grande. Nel senso, io in casa di riposo non ho trovato il vecchietto solo che si sta avvicinando alla morte. Ho trovato più vita di tanti altri posti, per le esperienze, per quello che gli anziani ti trasmettono, per la relazione che instauri con i familiari, per gli insegnamenti anche d'amore, no? Che vedevi che ci sono tra gli anziani, i loro familiari, o anche di abbandono. Quindi una serie di sfaccettature veramente di vita immense. A volte tu sei l'ultima persona che il cittadino vede. È molto bello quello che si riesce a fare quando si riesce ad essere presenti, ad accompagnare le persone nell'ultimo momento in cui sono qui in vita.
A me è capitato più di una volta di stringere la mano o di dire le ultime parole all'anziano che moriva da solo, perché magari era senza famiglia, o i familiari erano lontani, o i familiari non arrivavano in tempo, oppure lo stesso anche nella rianimazione, nel momento dell'urgenza, se i familiari non arrivavano eccetera, eri l'ultima persona che dovevi accompagnare nel migliore dei modi ad altra vita. Morire lontano dai propri cari è diventato oggi tragicamente normale. Le uniche persone che ci sono sempre sono loro, gli infermieri e i medici negli scafandri bianchi. Dottor Grasselli, buongiorno. Buongiorno. In un altro tempo abbiamo provato a raccontare il valore del capitale umano nel Servizio Sanitario Nazionale. Adesso volevamo capire com'è per voi in questa drammatica emergenza sanitaria. Inizierei a chiederle qualcosa di lei. Ho una prima specialità in oncologia, poi ho fatto la seconda specialità in anestesia e rianimazione. Dirigo la rianimazione del Policlinico e adesso qui in Regione coordino il network delle terapie intensive lombarde da quando è iniziata l'emergenza. Se qualunque rianimatore fosse stato detto 2 mesi fa, guarda che tu fra 2 mesi sarai così, avrai visto questi malati, avrai curato questi pazienti, tutti avrebbero detto è impossibile, eppure l'hanno fatto. Poi vabbè, ovviamente di necessità si fa, però devo dire che l'hanno fatto tutti, anche se è veramente molto pesante. Le maschere, le visiere, i camici, i calzari, vi assicuro che è una ferocia come quella del silenzio, no? Cioè nel senso che la comunicazione diventa solo telefonica e tu non puoi vedere il tuo caro, non lo puoi toccare, cioè assicuro che se uno si ferma qualche minuto a pensarci si rende conto, no, di quanta cosa sia grandissima. Chiaramente questa roba qui tutta messa insieme è faticosa, è pesante e poi c'è anche la prospettiva che onestamente non ho l'impressione che sia una cosa che adesso 1 mese e poi vabbè, andiamo tutti in vacanza. Non mi sembra che sarà proprio esattamente così. Non vedere la fine, non sapere come andrà a finire. È come quando si è malati di una malattia importante, non sai mai come andrà a finire. A me era successo e fare questo viaggio nel Servizio Sanitario Nazionale mi ha fatto ricordare cose che avevo cercato di dimenticare. Per esempio che ero dimagrito per la malattia, per le cure, una volta 10 kg in una sola settimana. E poi le preoccupazioni, molte, il futuro, i figli, però non avevo la preoccupazione dei soldi, perché c'era il Servizio Sanitario Nazionale. E allora avevo cominciato a pensare che cosa c'è di gratuito nelle cose banali, in quelle di tutti i giorni. Mi era venuto in mente l'acqua del fontanello, però soltanto quella liscia, quella gasata a volte costa 5 centesimi. E poi le biblioteche, allora ci siamo andati, quando ancora si poteva. Questa storia della medicina libera dai soldi comincia ad appassionarmi. Credo di aver capito che è un'idea europea, che abbiano cominciato i tedeschi e poi sono andati avanti gli inglesi. Bismarck, seconda metà dell'Ottocento, pensa a un sistema mutualistico, all'assistenza medica a quelli che lavorano. Bismarck con il chiodo in testa. Invece Inghilterra, Regno Unito, alla fine della guerra si cerca di ricostruire il paese pensando a un servizio sanitario nazionale, opposizione dei medici che assistono allarmati ai tentativi di introdurre un sistema salariale tale da farne dipendenti dello Stato e da abolire la loro pratica privata. Tuttavia il consenso pubblico del dopoguerra è sufficientemente forte da far passare il progetto di legge e ottenere l'assistenza medica gratuita per tutti i cittadini. On July 5th, the new National Health Service starts. Have you chosen your family doctor? If not, ask your doctor now. In Italia il Servizio Sanitario Nazionale arriva nel 1978 e anche qui supera il sistema di prima, quello delle mutue. La mutua ti dà diritto alle cure solo in quanto lavoratore. Il Servizio Sanitario Nazionale è per tutti. È una legge approvata 3 giorni prima di Natale, numero 833.
Spinge molto per la sua attuazione Tina Anselmi, democristiana, ministro per la sanità. È stata la prima donna a diventare ministro in Italia, è stata anche una staffetta partigiana, nome di battaglia Gabriella. Dopo pochi mesi viene sostituita da Renato Altissimo, partito liberale che frena molto l'applicazione della legge, perché ci sono i medici che hanno timore di perdere privilegi. Era già successo in Inghilterra. Poi arriva come ministro Aldo Agnasi, è socialista, è stato sindaco di Milano negli anni terribili di Piazza Fontana e anche lui è stato partigiano, il comandante Iso. Nel suo studio a Milano adesso c'è una fondazione che porta il suo nome. Qua c'è l'archivio storico, ci sono tutti i suoi discorsi, ci sono tutti i suoi appunti, le fotografie. Qui c'è lui che tratta con i medici di famiglia, perché i medici di famiglia saranno una parte importante della riforma. È una delle sue prime dichiarazioni: la riforma avrà successo soltanto se la difenderanno e la renderanno vera gli operatori e gli utenti. Qua a Fiorella c'è un Aldo Agnasi ancora abbastanza giovane che va a donare il sangue. La sanità nella sua visione non è solo l'ospedale, il medico, gli apparati, ma è dove vivi e come vivi. Per lui l'esperienza dell'Ossola da partigiano fu veramente formativa. Lui in quel momento abbracciava le armi, non faceva parte della giunta provvisoria, non era un politico e all'inizio era assolutamente scettico e spaventato dell'idea di poter con così poche armi difendere, liberare e poi difendere un territorio così vasto. 32 comuni, 85.000 abitanti. Governare una repubblica liberata dal nazifascismo. Circondata dal nazifascismo. Però in quel caso cambiò idea in fretta, perché vide quanto quell'esperienza di autogoverno fu fondamentale. Fu fondamentale nell'individuare le priorità. In primo luogo, a cosa servono le persone? Serve dignità, assolutamente, serve istruirsi, serve cultura, serve mangiare, serve vivere in buoni luoghi, serve la salute. Quindi Fiorella, quando noi andiamo al pronto soccorso e ci curano e non paghiamo nulla, o dal medico di medicina generale che ci fa la ricetta gratuitamente, in questo c'è un portato di una repubblica. Una repubblica partigiana liberata e in cui il capo della giunta provvisoria era un medico, Ettore Tibaldi, socialista, che assolutamente sperimentò e si diede molto da fare per organizzare la sanità nell'Ossola, e Agnasi lo vide mentre aveva le armi, mentre difendeva quell'esperimento. Vide Gisella Florianini, la prima ministra di una repubblica italiana, ministra dell'assistenza, salvare i bambini e portarli in Svizzera e gestire l'assistenza, e vide quanto fosse importante l'autogoverno e la partecipazione, e anche questo fu un leitmotiv. Per capire com'era per noi cittadini, pazienti, prima dell'arrivo del Servizio Sanitario Nazionale, avevamo pensato di chiedere a mia suocera, però si era rotta il femore, era in ospedale e non ci facevano entrare con la telecamera. E allora, dato che siamo un documentario a basso costo, abbiamo utilizzato delle risorse interne, la mamma della regista, Flavia. Quando eravamo bambini eravamo in 3 fratelli, ma non c'era assistenza sanitaria economica e quindi se ci ammalavamo, la mamma era preoccupatissima perché non prevedeva il servizio sanitario, il medico doveva pagarlo, doveva pagare le medicine, ed è successo che il fratello più piccolo a 3 anni, 2 anni e mezzo, 3, ha avuto un problema renale e per poterlo curare in ospedale la mamma è dovuta andare in comune e chiedere l'assistenza dei poveri. È un po' difficile da spiegare per chi non ha vissuto quel periodo. Io ho vissuto in una casa senza l'acqua corrente e spiegarlo alle mie nipotine mi guardano ma non riescono a capire. Quindi anche dell'assistenza sanitaria, solo dire se non avessi, almeno c'è. Tante cose le davamo per scontate, è normale, è giusto così. Adesso, ai tempi del coronavirus, rivedi tutto. C'è il dovere di restare in casa, è un atto di salute pubblica e c'è il diritto di uscire, ma solo per comprovati motivi. La salute come diritto fa parte di un'idea di società. Una riflessione lucida che ci ha molto colpito su questo è quella di Sir Michael Marmot, epidemiologo di fama internazionale, inglese e anche baronetto. Life expectancy for men in Costa Rica is longer
than in the United States. That's impressive. Their income is less than 1/3 the income per person, less than 1/3 of the United States, and the men have longer life expectancy in Costa Rica than in the US. When I went to Costa Rica, I said, "What's your secret? What have you done?" And they said, "In 1947, we abolished the military." Oh, that was an interesting answer. And they said to me, "Why would you want a military? Most countries have a military to suppress their own citizens. We thought we'd be better investing in education, piping clean water to people's houses." They still have a lot of inequality, so it's not perfect, but, well, I find that inspiring. The highest attainable standard of health means what could be done by the action of society. So I think the human rights approach is quite helpful. Ti accorgi, andando avanti negli anni, che la medicina può avere senso solo se è impostata sui diritti umani, cioè sui diritti delle persone, non può essere soltanto un gesto compassionevole, deve essere un gesto rispettoso dei diritti, non in termini di principio, diritto, lì è facile fare un po' di bla bla, ma in termini di contenuto. Nel 2017, ultimi dati disponibili, in Italia 20 milioni e 600 mila accessi al pronto soccorso, 53 milioni di giornate di degenza, 579 milioni di ricette. Tutti, ogni anno, entriamo in contatto con il servizio sanitario, attraversiamo la soglia. Io dico, non sono venuto stamattina alle 5:45, praticamente ho aperto io perché sto al numero 5. Potresti dire passerà un cazzo. Mamma, se sono giù stesse le due. Su stanotte, c'erano gli scalini di casa che non finivano mai, salivo, invece ero sempre Comunque io la Anita oggi aveva compito, non mi ricordo, no. Non vedo l'ora di vedere la partita. Per prendere un caffè, ma se poi mi chiamano proprio quando non ci sono. Il caffè non dovrei neanche vederlo col binocolo. Però uno, era mica male. In quell'ambulatorio, il numero 1, ci andavo per i controlli dopo le terapie. Aspettavo un po' e poi mi chiamavano. Era un tempo strano, tutto era intorpidito, dolorante. Io non sapevo cosa pensare, scorrevano le cose, c'era molta sofferenza e facevo dei sogni. E nei sogni c'era sempre vento forte e tantissima pioggia. Dei sogni e del dolore che c'era dentro andavo a parlarne con Umberto Galimberti. Così c'eravamo tornati. L'essenza della malattia è una schizofrenia, una scissione dell'io dal mio corpo. Io non coincido più col mio corpo, il corpo diventa altro da me, è il guardato da me. E c'è questo sguardo ossessivo sul mio corpo organico, corpo ridotto a cosa, dove si svolge quel male oscuro che mi porterà alla morte. Morte, attenzione. Freud dice che noi non siamo, che la nostra psiche non è capace di sentire la nostra morte. Sappiamo che dobbiamo morire, ma lo sappiamo con la testa, ma non la sentiamo. Ma per difenderci? Io penso che sia un'ottima difesa. È il servizio sanitario che ti protegge dalla morte, o almeno prova a tenertela lontana. Ma a sua volta anche lui va protetto, difeso. Eravamo andati in Veneto da un gruppo di cittadini molto preoccupati per il proprio ospedale. Ci immaginavamo di intervistare 2 o 3 persone e siete in 50. Noi vi ringraziamo e iniziamo subito allora l'assemblea. Chi chiede la parola? Giorgio De Zen.
Qui siamo in tanti oggi perché c'è bisogno di difendere il sistema sanitario pubblico in una regione che sta un po' alla volta privatizzando i servizi. C'è già in provincia di Treviso un pronto soccorso privato, molte visite specialistiche vengono effettuate da privati, è stato lanciato un appello che è stato poi letto durante la manifestazione. Dalla qualità della salute dipende del resto il futuro della società in cui viviamo. Ci riassume, secondo lei, i punti più importanti di quell'appello che avete letto? Beh, l'appello partiva proprio ricordando che il diritto alla salute è un diritto universale ed è un diritto che è ben descritto nella nostra Costituzione. Se l'Italia è arrivata ad essere una potenza sotto tutti gli aspetti, molto è stato perché il Servizio Sanitario Nazionale, realizzato a partire dal 78, ha talmente migliorato le condizioni di vita della popolazione che la popolazione ha potuto veramente esprimersi al meglio in tutti gli ambiti. Passo indietro, che cos'è successo il 16 novembre 2019? Chi ce lo racconta? Ciao, sono Giacomo Stifan. Sembra un gruppo di autoaiuto, Giacomo. Ciao Giacomo. Ok. No, io credo che voi siate un bellissimo gruppo di autoaiuto. Cerchiamo di aiutare anche quelli al di fuori di questo gruppo, diciamo così, tutti i cittadini dell'Alto Vicentino. Niente, il 16 di novembre abbiamo fatto una grande manifestazione con svariate migliaia di persone che hanno partecipato e abbiamo sfilato per le strade di Schio fino ad arrivare all'ospedale di Sant'Orso, che è appunto l'ospedale oggetto della crisi più grande per il nostro territorio. Mancano medici, liste d'attesa infinite, molti cittadini non sanno cosa sta realmente accadendo, se ne rendono conto solo quando hanno bisogno di servizi. Quindi le liste d'attesa, chi se ne frega, ma quando ti tocca te ne rendi conto. Come va a finire questa storia? So che la domanda è provocante. Vinciamo. Dobbiamo essere ottimisti. È bellissimo. Questi cittadini vogliono davvero molto bene al Servizio Sanitario Nazionale e adesso è un sentimento di tutti. Tocca chiedersi cos'è successo in questi anni alla sanità in Italia, perché adesso mancano letti, medici, infermieri. Sappiamo che nel 1996 c'è stata una riforma che ha trasformato gli ospedali in aziende, poi molti tagli e molte privatizzazioni. Eravamo andati a Bologna a chiedere quali sono i problemi grossi del Servizio Sanitario Nazionale, secondo Milena Gabanelli. Secondo Milena Gabanelli mi sembra un po' forzato, cioè ci sono dei dati di fatto che prescindono dalla mia valutazione e dalla mia opinione ed è il grosso limite di quello che potremmo definire senza dubbio, voglio dire, uno dei migliori sistemi sanitari al mondo ed è l'interferenza della politica dentro le scelte dei personaggi chiave che dirigono gli ospedali e le aziende sanitarie. Senti, questo è uno. Ne abbiamo il altri. Secondo, l'incapacità di rendere forte il pubblico lasciando che si svuoti a favore del privato e questo drena enormi risorse perché l'imprenditore privato, io non ne conosco uno che sia in passivo, mentre tutte le aziende sanitarie sono in rosso e quando va bene sono in pareggio, l'imprenditore della sanità privata fa soldi e poi investe in strumenti finanziari, in SPA, insomma, cioè quando tu ti sei accaparrato una convenzione hai in mano la gallina dalle uova d'oro. Ed è lì che poi si determinano situazioni per cui nella piana di Gioia Tauro non esiste un ecografo in 7 consultori di ginecologia. Quanto costa un ecografo? Ma qualche migliaio di euro. Meno di una Panda? Beh, precisamente meno di una Panda. Non ce n'è uno. E la gente lì si chiede, ma com'è possibile? Non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi, certo, perché tutta la struttura privata che viene messa in piedi, la prima cosa che fa, si convenziona col pubblico, in modo da mangiare soldi dal pubblico. Se non ci fosse nessuna convenzione tra pubblico e privato, io vorrei vedere quante strutture private stanno aperte.
E quanta possibilità ci sarebbe per il pubblico di riprendersi un pezzetto? E quante possibilità si aprirebbero in termini di finanziare, non so, l'ammodernamento delle strutture, l'equipaggiamento, la ricerca, gli stipendi del personale. Insomma, gli infermieri italiani guadagnano delle cose... Lì c'è un pezzetto di vergogna. Misere, su veramente. Quanto paghiamo delle persone vergognoso. Per fare un turno di notte, per stare vicino a qualcuno che sta molto male, come carico professionale emotivo. Se si comincia a pensare che dagli ospedali e dalla scuola si debba trarre del profitto come se fossero delle fabbriche che producono i tondini di ferro, è evidente che il profitto che si trae dagli ospedali e dalla scuola è che se tu hai della gente che sta meglio e delle persone più istruite, questa gente qua produrrà di più. Ma gli ospedali e la scuola sono per definizione delle cose che non possono andare in pareggio di bilancio. Se si pensa di gestirli come delle aziende si fa fatica. Infatti quello che è successo è che hanno continuato a ridurre i posti letto, continuato a tagliare sul personale, e dopo, quando il personale serve, ci si accorge che non c'è, ma evidentemente adesso quella cosa lì la paghiamo. Ci ho mai pensato, le hanno mai offerto di andare a lavorare, a fare il medico fuori dal Servizio Sanitario Nazionale? Me l'hanno offerto al secondo anno di specialità. Avrebbe guadagnato di più? Avrei avuto un posto nel 2000 anziché nel 2013, un posto di lavoro. Pentita? No. What I've been trying to do, and people like me have been trying to do, is to say, no, public health is about the society. And the assumption is that markets can deliver better than communities or public organizations. And I think we need to rebalance. I think that pendulum has gone too far. Secondo te le persone, tutti noi cittadini, abbiamo consapevolezza del rischio che sta correndo questo modello, il Servizio Sanitario Nazionale? Allora, la percezione di quel che si sta perdendo secondo me non c'è, è come se fosse un atto dovuto. Io pago le tasse e quindi devo essere assistito al meglio. Attenzione! Devo essere assistito al meglio anche se le evado le tasse, perché molti di questi, cioè purtroppo abbiamo un'evasione criminale in questo paese che sottrae risorse e sono gli stessi che usufruiscono poi di questi servizi, non pagandoli e convinti comunque di averli pagati troppo lo stesso. Ecco, il giorno in cui tutto questo finirà e se continua così il rischio è elevato, allora dopo vedi quanto ti costa. Dopo vedi che se non tiri fuori la carta di credito, il tuo problema rimane tale. Si è passati dalla cura dell'umano, dalla salute, al profitto, cioè la salute è diventata un business. E siccome la salute è carica di ansia, siccome la salute è carica perché lo spettro è la morte, è tra i business il più immorale. L'arte, tutte queste cose a cui ci abituiamo diamo un valore minore. E ci penso qualche volta, ma non saprei se veramente mi trovassi a dover pagare tutto quello che serve per curare, sarebbe un po' uno spavento, perché comunque sai che hai diciamo un sostegno, una copertura, è come essere protetti. E non solo per te stesso, ma anche per una persona che ha un minimo di relazioni sociali, e sapere che anche altri sono protetti, dal mio punto di vista, è una qualità di vita e fa di questo una società.
Io spero che questa cosa qui faccia cambiare un po' anche l'atteggiamento nei confronti delle persone, perché prima è tutta gente che guadagna un sacco di soldi e sbaglia le diagnosi, adesso sono tutti eroi, ci sarà una bella via di mezzo, e quando tutta questa cosa qui sarà passata o si sarà un po' normalizzata, spero che ci si renda conto che ci sono dei servizi e delle cose essenziali per la nostra vita su cui non si può tagliare tanto. Vedremo, perché non so, perché vi avremo da fare i conti chiaramente con la recessione. Nelle mie conferenze cito un episodio che mi era capitato una volta, sono andato a Venezia, è salita una ragazzina con un'arpa, non quelle enormi della Scala, un po' più piccola, ma insomma era comunque dà un po' fastidio a tutti quanti, però gli abbiamo fatto posto, sai, una roba insolita. Davanti a lei c'era uno con 24 ore che si è incuriosito anche lui, si è messo a parlare con questa ragazza, che era anche molto carina, e ha parlato per mezz'ora sapendo che cos'è l'arpa, con quali altri strumenti si accorda, con chi la suona, quando la suona. E alla fine la ragazza era tutta gratificata che qualcuno si occupasse di questa sua arte. Alla fine fa: scusi, devo chiederle ancora una cosa, ha detto lui, prima di lasciarla. Dice: mi dica, ma suonare l'arpa, dov'è il business? Ecco, questa è la nostra mentalità. Allora quando Heidegger dice che lui dice inquietante non è che il mondo diventi un'enorme struttura economico-tecnica, ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Pensa che queste cose le dice nel 51. Ma la cosa ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo, un pensiero che sa fare solo di conto, denken als rechnen, solo di conti, conti economici, conti tecnici. E se tu non hai un pensiero alternativo a questo, come nasce la gratuità, come nasce la cura? Deve avere una commozione, deve avere dell'empatia, devi farti commuovere dal mondo. Ma se non ti commuovi, come fai a rigenerarlo? Perché se c'è una cosa bella nell'idea di un ospedale è che sia proprio un luogo ospitale, cioè un luogo dove tu ospiti persone che sono in difficoltà e cerchi di dargli una mano da tutti i punti di vista, con la chirurgia o con il sostegno morale se vuoi, ma cerchi di dargli una mano. E questo è l'ospedale. Quanto bisogna spendere per la sanità? Quello che serve. La sanità ideale è quella che non spende un euro di più e non spende un euro di meno. Quello che serve. E però quello che serve bisogna spenderlo, e per spenderlo bisogna averlo disponibile. E per averlo disponibile bisogna che nessuno l'abbia rubato prima. La cura libera dai soldi. Il Servizio Sanitario Nazionale per me ha speso 22.000 euro, ne avrebbe spesi credo 50.000 o 5.000, però l'essere curati indipendente dai soldi è un valore profondo questo. Che cosa c'è dentro? Io non sono mica riuscito a capirla. È un pezzo di democrazia. Come lo vive lei? Cire, mi sembra una domanda difficilissima questa, però lei è stato curato ed è qua che è tornato a fare il suo lavoro. Anche meglio di prima. Anche meglio di prima. Sì, non credo che dopo un tumore si diventi delle persone migliori, però è un altro discorso. Va bene, no? Però è stato curato, è tornato a fare il suo lavoro, quindi direi che questa è la cosa più importante. – 19:28, andiamo verso il termine di questa puntata in cui abbiamo cercato, lo facciamo tutti i giorni, di raccontarvi un pezzo di quello che ci circonda. Abbiate una buona giornata e continuate a non lasciarvi soli. Buona serata! Alla fine, da questa brutta faccenda del coronavirus, usciremo cambiati. E quanto? Non c'è nulla di automatico, bisogna sempre un po' scegliere. Riusciremo ad essere una società più decente? E del Servizio Sanitario Nazionale che ne facciamo? Noi, sia ben chiaro, gli si voleva bene già da prima. Ora di più. Lui si prende cura di noi, tocca a noi prenderci cura di lui.